Rieccoci in studio. Allora, parliamo di un progetto che abbiamo comunque seguito con le associazioni dei consumatori, in modo particolare questa volta riguarda una collaborazione tra Adiconsum, Padova Rovigo e ADOC, che avete già avuto modo di seguire, un progetto molto importante di informazione e sensibilizzazione dei consumatori che si trovano in difficoltà in un periodo in cui abbastanza repentinamente siamo passati da crisi, dissesti e situazioni patologiche dovute al Covid ad altre situazioni altrettanto patologiche per gli aumenti dei valori degli energetici e non solo, dei finanziamenti, i mutui, insomma tante problematiche. Le persone si sono trovate vessate non solo dalle solite questioni che purtroppo colpiscono tutti quanti noi cittadini, ma anche da questi aumenti, da queste impennate. Ricordo sempre le associazioni di consumatori, Adiconsum nella fattispecie che è qui con noi, adesso ve la presento, servono proprio per darvi una mano prima che le situazioni degenerino, per cui sono a disposizione con i loro esperti. Quest'oggi ben ritrovato qui con noi Davide Cecchinato, che è presidente di Adiconsum Veneto, grazie di essere con noi, buonasera. Supportato dall'avvocato Carlo Battistella, grazie anche a lei avvocato, che è il legale sempre di Adiconsum. Lei è su Verona se non erro, però sì, comunque funzione di legale e quella è, grazie anche a lei. Allora, un progetto di collaborazione, Camera di Commercio, Padova e Rovigo, Associazione dei consumatori, l'ente di ingrandimento sulla zona di Padova e Rovigo. Qual era un po' lo scopo? Intanto volevo portare i saluti del presidente territoriale Enrico Gallina, che è il presidente di Padova e Rovigo, che purtroppo è malato e quindi non è potuto intervenire in questa trasmissione. E il progetto prevede delle modalità di aiuto e di informazione del consumatore, messo in campo dalle associazioni di consumatori, Adiconsum, ADOC, Federconsumatori, cofinanziato dalla Camera di Commercio di Padova e quindi che ha voluto mettere a disposizione dei cittadini padovani una serie di informazioni, di strumenti e di attività per aiutarli nel compiere le scelte corrette nell'ambito bancario finanziario e nell'ambito dell'energia. E abbiamo pensato di realizzare questo progetto anche in partnership con il Comune, che è sicuramente l'ente territoriale più esposto in questo periodo per quanto riguarda tutte le precarietà che si sono venute a manifestare e consiste in una rete di sportelli territoriali su tutta la provincia di Padova che forniscono assistenza e informazione, un'informazione di primo orientamento a tutti i consumatori che si trovano un po' in disorientamento, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'energia e dell'educazione finanziaria. Ma esistevano già questi sportelli o in virtù di questo progetto sono stati implementati? Diciamo che sono degli sportelli già esistenti, ma grazie al progetto sono stati implementati, è aumentato l'organico, l'attività, anche come capacità di risposta di orientamento telefonica oppure tramite email e anche tramite la stampa e la distribuzione di informazioni, penso ad esempio al decalogo energia che abbiamo redatto e distribuito, ma anche il decalogo sull'educazione finanziaria per la gestione corretta delle proprie risorse e dei propri soldi. Quindi uno strumento importante, efficace, che ha trovato anche dai dati che abbiamo raccolto una buona soddisfazione, un buon apprezzamento dai cittadini della provincia di Padova e che questo ci anche dispone per fare meglio in futuro. Ecco, tirando proprio una riga rispetto all'attività ordinaria, che cos'è che avete riscontrato in positivo e cos'è che invece deve essere ancora fatto? Perché sappiamo che il lavoro per voi associazione di sensibilizzazione, di pungolo, soprattutto per certe persone è veramente lungo, è difficile ed è costante. Appena si molla la presa le persone si dimenticano che esistano degli aiuti, dei supporti, purtroppo è così. Sì, c'è anche da dire che in questo periodo diciamo che gli stimoli sono tantissimi e quindi le persone hanno bisogno di un punto di riferimento e noi grazie a questo progetto possiamo esserlo per tutti quelli che hanno necessità di un consiglio, di un'informazione, anche semplicemente di qualcuno a volte che li ascolti, perché talvolta purtroppo i problemi sono così complicati, così complessi che la soluzione
situazione è difficile, però trovare qualcuno che gli apra la porta, li faccia accomodare, si sieda di fronte a loro e li ascolti e può fare la differenza, abbiamo notato. Chiaramente in futuro sarebbe auspicabile che questo tipo di intervento venisse ampliato, mantenuto magari nello stesso tenore come è stato fatto nell'anno scorso e come in questi mesi e chiaramente magari anche ampliate le attività di intervento, perché è un progetto questo che parte dalla crisi post-pandemica a quella energetica e finanziaria che oggigiorno purtroppo si affaccia nel tessuto socio-economico padovano e quindi anche in futuro riteniamo, ma lo vediamo già adesso in questi giorni ascoltando le persone che si rivolgono ai nostri sportelli, ci sarà sempre più bisogno di orientamento, di informazione ma anche di tutela. Perché no? Oggigiorno la legislazione è molto favorevole al consumatore, mette a disposizione del consumatore molti strumenti che però sono poco conosciuti. Avere un'associazione di riferimento può fare la differenza. Avvocato, molti strumenti poco conosciuti e quindi a voi in mano avete diciamo un po' le chiavi per riuscire ad aprire alcune situazioni, però qual è l'errore più frequente che voi vi trovate a dover dipanare, risolvere, che tutti quanti noi facciamo tante volte? Io dico sempre lasciare passare troppo tempo, perché quando c'è un problema si tende a non risolverlo subito, però che cos'è che emerge? Che cosa vorrebbe che non ci fosse per aiutarvi a ridipanare le situazioni? Beh, come dici giustamente, il tempo che passa da quando succede un disguido o un disservizio a quando si cerca di risolverlo in modo magari più formale, appunto tramite l'aiuto di un legale o di un'associazione consumatori, effettivamente è un ostacolo notevole. Ma io aggiungerei una cosa diversa che si verifica soprattutto anche sul tema di cui andiamo a parlare oggi, cioè quello del sistema finanziario e bancario, ed è la sensazione o l'impressione che molto spesso i consumatori hanno quando vengono truffati, quella sensazione di vergogna di essere stati appunto ingenui, esatto. Di essersi fidati. Perché... Esattamente, quella sensazione di essere magari di sentirsi inferiori agli altri perché sono caduti in una trappola che poi magari vista successivamente o vista con gli occhi di qualcuno che è più esperto può sembrare effettivamente un esempio di grave ingenuità. Però purtroppo, io lo dico sempre quando le persone ci contattano telefonicamente in ufficio, allo sportello o vengono anche personalmente, molto spesso la prima cosa che esternano è questa sensazione di disagio per la loro ingenuità. Però purtroppo i truffatori sono bravi e molto spesso un po' la frenesia della nostra vita, un po' anche gli argomenti su cui si va a cadere possono esporre le persone a degli errori che molto spesso appunto sì, è vero che in parte sono ingenuità ma in parte dipendono da altri fattori e che possono riguardare chiunque. Molto spesso diciamo che chi si fa avanti ha un'età medio-alta, quindi parliamo di persone che in età di pensione o comunque sia oltre la mezza età, mentre spesso si fa più fatica a intercettare le truffe che hanno coinvolto o i giovani, che molto spesso lasciano correre, cioè i molto giovani che lasciano correre le cose, o addirittura appunto proprio per vergogna o anche un po' per inesperienza lasciano completamente. Che tanto se non la bado, come se si risolvesse da sé, no? Esattamente, esattamente, o anche solo lasciare andare la cosa come per dire vabbè è andata così, anche una sensazione molto di non partecipazione al danno che si è subito, oppure appunto anche la fascia degli adulti, insomma dai 30 ai 50 anni, molto spesso c'è questa sensazione di dire mi hanno fregato, sono stato un pollo, meglio che stia zitto se no faccio la figura del pollo appunto e quindi lasciamo stare. Invece vanno incoraggiati a mettere in mostra, a chiedere aiuto, perché ovviamente più casi vengono segnalati, più è poi possibile anche avere delle contropartite o comunque sia delle misure, delle contromisure a questi truffatori che continuano a cambiare le loro metodologie e che insomma fanno il loro lavoro, seppur un lavoro da malintenzionati, però lo fanno con una certa perizia. Dopo entriamo nella fattispecie concreta dei casi da analizzare. Presidente, quello che dice l'avvocato fa anche riflettere delle fasce di età, no? Perché voi il vostro lavoro è anche
anche di sensibilizzazione delle persone, tranquillizzarle, sensibilizzarle, fare capire che esiste un'altra possibilità. A me proprio hanno scritto di recente, ha scritto un telespettatore che è incappato in una situazione, sì, ai limiti della truffa, anzi, però non voglio entrare nello specifico, e ha detto: io seguendo le trasmissioni ho imparato che non occorre rivolgersi solo ai avvocati, ci sono le associazioni che possono dare una mano specifica a seconda del tipo di problema. E poi mi ha raccontato, voleva chiedere un po' un supporto, eccetera, quindi però ce ne sono tantissime. Il fatto che voi vi siate anche specializzati in modo particolare diventa molto importante, però diventa molto importante che le persone sappiano questa cosa, perché altrimenti c'è quella fascia intermedia che è presa dal lavoro, dalla quotidianità. Io vedo tante persone che hanno i bambini, che corrono, che quando capita il problema diventa un'ulteriore angoscia, ma non sai dove sbattere la testa, per cui la prima cosa vado dall'avvocato, eventualmente. Ben venga che vada dall'avvocato, perché se un libero professionista deve anche ordinare, però le associazioni danno una mano anche economicamente, certo, può essere importante. Infatti questo è proprio anche il ruolo del nostro progetto, di mettere in campo una rete di sportelli che diano una prima informazione ai consumatori che sono in difficoltà e che li consapevolizzino rispetto ai loro diritti. È vero quello che dice lei, che purtroppo poche persone a volte sanno fino in fondo qual è il ruolo, l'attività e la competenza che c'è dietro alle associazioni di consumatori. Vede, oggigiorno noi dovremmo avere un esperto per molti settori, prima di fare un acquisto dell'automobile, prima di scegliere il fornitore dell'energia, prima di scegliere i nostri investimenti in banca. Ecco, un po' questo esperto può essere l'associazione di consumatori, che con economicità, competenza, praticità può, in base al suo storico, alla sua esperienza, all'attività che tutti i giorni svolge nel territorio veneto e anche a Padova naturalmente, dare quelle risposte che magari altri soggetti faticano a dare o le danno ad un costo notevolmente differente. Quella però dell'informazione e della conoscenza è fondamentale, quindi anche trasmissioni come queste sono importantissime e svolgono un ruolo sociale da questo punto di vista, perché noi abbiamo bisogno di informare il maggior numero di consumatori possibili perché siano edotti e consapevoli soprattutto dei loro diritti, delle tutele alle quali possono accedere e delle modalità con le quali possono risolvere i loro problemi. Voi fate dei corsi di aggiornamento, di specializzazione, come funziona dietro le quinte? Questo serve poi a capire meglio anche gli interventi successivi, poi ci è stato anche chiesto. Certo, tutto il nostro staff naturalmente segue degli aggiornamenti, dei corsi, a volte anche dei master nell'ambito del diritto del consumatore, perché è fondamentale oggigiorno avere quegli elementi di conoscenza anche giuridica che servono per poi fornire le consulenze e dare le indicazioni al consumatore. Però non è solo una competenza, diciamo così, teorica, ma è anche una competenza creata sul campo, che a volte ha anche maggior valore perché sa già quali possono essere le evoluzioni di determinati reclami, di determinate conciliazioni, sa già che tipo di tutele metterle in campo, entrando anche nel vivo con quale tempestività può ottenere risultati, quindi come dire, avere una competenza vissuta, non è una competenza formale, è davvero un armamentario di soluzioni che sono comprovate dall'attività frequente, quotidiana che noi svolgiamo nei nostri sportelli come questi di Padova all'interno anche del progetto camerale. Certo. Come avvocato cosa segue in modo particolare? E che cosa anche la fascina della materia che lei segue in collaborazione con la Diconsum? Allora, come diciamo legale dell'associazione, i campi che seguiamo, sono tutti quelli che riguardano la materia consumaristica, che seppur possa sembrare, visto che gli argomenti riguardano la quotidianità insomma, dei cittadini, sono argomenti che magari seppur molto spesso il controvalore in gioco non è altissimo, però hanno delle caratteristiche di specificità molto elevate. Questo anche insomma, dovrebbe portare una persona a rivolgersi all'associazione consumatori prima che ha uno studio legale, perché su questi argomenti c'è una preparazione tecnica molto mirata. Questo cosa vuol dire? Che, come diceva giustamente il Presidente Cecchinato, ci sono degli argomenti sui quali l'esperienza
questo vale un po' in tutti i campi dell'ambito legale, giuridico, ogni legale deve formarsi in un'area specifica se vuole dare una consulenza immediata. Non si può essere tuttologi. Sì, esatto. È difficile, alcuni ce la fanno, esatto, ma è molto difficile. Ovviamente c'è anche chi ci riesce, però diciamo, la nostra competenza maggiore è proprio quella di conoscere gli strumenti del mestiere e avere in particolare un'attenzione a quelle che sono le soluzioni alternative alla causa giudiziale, comunque tutti quelli che sono gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, perché tornando sempre all'argomento di oggi, che è quello del bancario finanziario, esiste ad esempio uno strumento come l'arbitro bancario finanziario che mette nelle mani di un arbitro, quindi di una sorta di giudice privato con una notevole competenza, un argomento però senza tutte le complicazioni che vengono a nascere quando si apre, diciamo, una causa giudiziale. Ovviamente oltre ai costi delle tasse, certo, che sono da pagare, ma anche tutta la questione dei rischi, delle spese legali, della lunghezza dei procedimenti, eccetera. E come l'arbitro bancario finanziario, che poi arriva a una sorta di pronuncia anzi una pronuncia che è quasi una sentenza, ci sono tanti altri metodi con i quali un consumatore, rivolgendosi a un'associazione consumatori, riesce a trovare una soluzione al suo problema, che ovviamente sia in termini di economicità sia in termini di rapidità molto spesso può superare anche quella di uno studio legale, al quale poi eventualmente, è vero, in alcuni casi bisogna ricorrere, perché laddove non ci si riesca a trovare un risultato con queste soluzioni alternative, ovviamente c'è sempre l'organismo giurisdizionale che può compiere la sua funzione. Infatti. Devo aggiungere qualcosa a questo riguardo? No, volevo solo aggiungere che in effetti questa soluzione alternativa delle controversie è la nostra arma vincente. È il punto di forza, è un punto di forza. Quello è stato storicamente. Perché certo, sin dall'inizio, perché è economico, è spedito e trova anche delle soluzioni normalmente che sono positive. Ma la parte forte le accetta queste cose? Perché ci sono delle convenzioni di appunto arbitrato, per carità, oppure sono dei contratti che vengono fatti o di conciliazione, però in certi casi, e sono veramente svariati, perché si scoprono delle parti forti che non ci si immaginava. Sto pensando anche a certi energetici, per esempio. Ma gli conviene, perché così loro possono dimostrare di essere più vicini, ed è così effettivamente, alle esigenze dei loro clienti, li fidelizzano e magari ne perdono meno di quelli che ne perdono normalmente. Quindi c'è anche un'attività di formazione dall'altra parte verso direi proprio di sì, un interesse reciproco e a noi, d'altro canto, dà la possibilità di avere un canale preferenziale di comunicazione che oggi non è per nulla scontato, soprattutto per le grosse società. La possibilità in tempi abbastanza agevoli di risolvere i problemi, anche con un risultato che nel 90% dei casi è un componimento positivo, quindi una conclusione positiva della controversia, e anche in maniera economica. Quindi è uno strumento che forse oggi dovrebbe ancora essere più implementato, più diffuso di quello che viene utilizzato attualmente. E speriamo che da questo punto di vista anche il legislatore ci dia una mano. Dopo vedremo come potrebbe intervenire anche eventualmente il legislatore. Le truffe, raggiri in ambito finanziario, quali sono le più frequenti, quelle che disturbano anche di più? Perché ce ne sono veramente tantissime, però c'è quella che è più difficile soluzione oppure più onerosa per il consumatore? No, diciamo che quella più di difficile soluzione, anche un po' più moderna, diciamo contemporanea, è quella che riguarda generalmente le truffe in ambito di criptovalute. Di criptovalute, sì, bisogna stare molto attenti, sottolinearlo, perché ci sono tanti che si arrischiano, pensando che sia tutto facile, semplice, arricchimenti anche immediati. Molto spesso si cade, diciamo, nella trappola quando si viene contattati da presunti, diciamo, intermediari che, o tramite canali online o tramite appunto proprio anche telefonate, ti suggeriscono e ti propongono di fare degli investimenti in criptovalute con i quali puoi ottenere dei rendimenti più o meno vantaggiosi. Ovviamente esistono tantissimi di regolari con i quali si può guadagnare, vincere, perdere a seconda della tipologia di investimento che si va a fare. Quanto lo si segue attentamente. Sì, ma in quei casi lì ovviamente se le cose sono regolari dipende solo dalla tipologia di investimento, quindi mi viene in mente diciamo, l'utilizzo dei derivati sulle criptovalute.
ma si usa anche per le azioni normali o comunque sugli strumenti finanziari normali. Ne sono nate tantissime negli ultimi anni, da quando c'è stata la pandemia in poi. Tantissime persone hanno iniziato a investire online tramite queste piattaforme di appunto scambio di derivati, con le quali però molto spesso si va in perdita, ma questo più che altro per una incapacità forse di gestire i propri portafogli. Ma va detto, perché chi ti vende, ti propone queste cose non lo sottolinea abbastanza, quindi anzi rileva tutti gli aspetti positivi, no? Però il rischio, bisogna dire, esiste ed è un rischio molto molto alto. Io la interrompo un attimo perché adesso lasciamo in sospeso qui un po' di curiosità anche da parte dei nostri telespettatori, perché questo è un argomento che tanti masticano oppure reputano di conoscere benissimo, in realtà non dall'altro punto di vista di chi poi deve riuscire a risolvere la questione quando questa si presenta. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme.